Si inaugura oggi alla Torre Carlo V di Porto Empedocle una mostra di presepi in miniatura. L'ingresso è gratuito ed è organizzato dal movimento Masci di Porto Empedocle, ovvero Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani. Perfettamente, si è detto bene. E allora oggi dalle 4 in poi, dalle ore 16 in poi, abbiamo questa mostra da proporre a tutta la cittadinanza. La mostra praticamente diciamo, il significato di fare, diciamo, visitare a tutti i bambini, perché anche loro hanno partecipato a creare questi bei presepi, è praticamente non far perdere la tradizione del presepe, perché da qualche anno a questa parte praticamente la tradizione dei presepi, i bambini non conoscono i presepi, hanno fatto dei veri capolavori, siamo andati alle scuole, abbiamo pregato e hanno portato praticamente sul nostro suggerimento, diciamo, su un cartoncino di 40 per 40 con un materiale povero e sono usciti veramente dei veri capolavori. Noi abbiamo pensato di proporla alla cittadinanza in modo che tutti possano vedere e visitare tutti i giorni, tranne diciamo, durante le feste, fino al 6 di gennaio, dove praticamente finirà questa mostra. In mostra non solo presepi realizzati dalle scuole empedocline, ma anche qualche presepe vi è arrivato da altre organizzazioni del Masci, da altre parti d'Italia. Sì, sì, è così. Noi abbiamo chiesto anche l'apporto, l'aiuto di altri movimenti a livello nazionale e qualcuno ha risposto al nostro appello. Hanno fatto dei bei presepi con la loro tradizione e noi l'abbiamo messo, diciamo, in mostra, l'abbiamo esposto, diciamo, insieme ai nostri che avevamo da tempo conservati, quindi la nostra collezione di cui noi siamo, diciamo, i legittimi custodi, si è arricchita ancora di più, diciamo, di questi presepi.